Veneto Banca, ora la sfida è sul valore delle azioni. Ieri il CDA ha di fatto commissariato Cristiano Carrus, passandolo da amministratore delegato a direttore generale. Poi ha indicato chiaramente che se non ci sarà la ripartenza della banca con gli azionisti creditori, che mettono mano al portafoglio, questa dirigenza non andrà alla causa civile contro chi ha portato la banca di Montebelluna su questi scogli. Navigazione difficile fra un mercato deluso e scettico che ha già rigettato la gemella vicentina e lo spettro del Fondo Atlante pronto ad entrare ma che non vuole avere limiti di azioni e successioni, chiusure filiali e accorpamenti. Tutto si gioca da giovedì, quando inizierà l'indagine di mercato sull'interesse per le azioni e su quanto si sarebbe disposti a spendere per l'acquisto. E qui conta tantissimo la fiducia, perché i conti alla mano per il miliardo di euro richiesto ad oggi, il valore del titolo non copre l'indebitamento. Veneto Banca a 0,10 centesimi come la Vicentina. C'è chi scommette di no, rilanciando ad €1 per azione. Per primi chi l'aumento ha già annunciato di sottoscriverlo. E sono soprattutto gli imprenditori, perché con la banca non hanno solo crediti, ma soprattutto fidi aperti e garantiti da azioni. Chi rischia comunque di rimanere schiacciato in tutta l'operazione sono i piccoli, azionisti che non hanno soldi per rilanciare, ma anche artigiani o piccoli industriali a rischio liquidità. E per questo la Regione sta studiando con Veneto Sviluppo una vera e propria scialuppa di salvataggio. Noi vorremmo appunto creare un fondo specifico per queste situazioni. Cioè per quali aziende? Per quelle che hanno avuto in garanzia le azioni che hanno acquistato, per fidi o mutui, e adesso appunto non avendo più un valore di garanzia magari rischiano di dover rientrare con il fido e non avere la capacità di farlo. Quindi sostituire quella garanzia che prima era appunto di azioni bancarie con quello che può essere una garanzia di Veneto Sviluppo.